Roberto, nelle sale cinematografiche in questo momento, ma c'è anche l'uscita di un libro. Sì, è un libro che mi è consentito, perché è un dialogo con Salvatore Ferlita, e mi ha consentito di ripercorrere un po' la mia vita, la mia attività e seguire i fili diversi che io tesso, perché effettivamente passando dal cinema alla letteratura al romanzo penso che sia stato un modo anche utile per me, insomma, al di là del fatto che ero sollecitato a farlo da Salvatore, è stato utile per ripercorrere certe cose, per certi incontri molto importanti che ho avuto nella vita, il senso che ha avuto per me incontrare queste persone, la letteratura, il cinema e anche per, come dire, fare un ritratto di come sono ora in questo momento della mia vita. È stata un'uscita casuale questa uscita in contemporanea? Beh, è stata un'uscita, come dire, fatale, nel senso che a un certo punto siamo arrivati col libro, perché da 2 o 3 anni che parliamo, ci interrompiamo, sono delle conversazioni che sono state sporadiche in tempi diversi, e a un certo punto il libro era pronto ed il tempo era contemporaneo all'uscita del film La stranezza, e allora l'editore ha colto anche l'occasione per farlo uscire insieme. Oggi si tende ad andare più al cinema rispetto al comprare un libro. Qual è il messaggio che si vuole dare anche ad un pubblico che dovrebbe forse avvicinarsi di più anche ad un altro linguaggio? Ma io penso questo, a questo film, che ha la fortuna di avere molti spettatori, che ha riportato il pubblico in sala, è un film dove in qualche modo metto insieme tutte le mie passioni, la letteratura, il teatro e il cinema. Quindi in un certo senso questo libro mette insieme tutte queste cose, perché le metto insieme io nella mia vita, e certamente è un invito ad aprirsi, a frequentare cose diverse, a avere la curiosità, perché io penso sempre che la letteratura, il cinema, il teatro sono modi per vivere altre vite, per non accontentarsi della vita che abbiamo. Contento di far parte di questa rassegna, Amici del Libro al Senizio? Molto contento, perché è un posto che mi piace molto, perché chi la organizza ha tutta la mia stima, e quindi mi sembrava molto bello debuttare con questo libro qua. Partito quando vuoi, puoi andare. Un libro che è scritto a 4 mani da voi due, che sancisce anche un po' un'amicizia di lunga data. Sì, perché questo libro, insomma, è anche la ricapitolazione di un rapporto, insomma, che incrocia vari libri di Roberto, film e poi soprattutto anche il vissuto, no? La fortuna di poterlo frequentare, di sentire dalla sua viva voce anche la restituzione del lavoro in corso, no? Quando mette mano a un romanzo, quando sta per montare un film. Mentre lavoravamo a questo libro lui era chino su Pirandello, per cui mi restituiva anche dei feedback immediati, quindi lavorare a questo libro mi ha dato l'impressione di entrare dentro alla scatola nera della sua creatività, del suo immaginario. Per me è stata davvero un'esperienza esaltante. La vostra amicizia è un'amicizia, come dicevamo, di lunga durata, c'è qualche ricordo? I ricordi sono legati soprattutto a quando io vado a trovarla a casa, no? L'andò privato, quello che ti apre la porta di casa ma ti apre anche le porte dell'immaginario, no? Per cui ti dice del libro che sta leggendo, dell'impressione che ha avuto dopo aver visto un film, e quindi tutto questo non è entrato dentro il libro, me lo custodisco come un tesoro prezioso. Questa rassegna si chiama Amici del Libro, ma servirebbero più amici del libro oggi? Sì, servirebbero più amici del libro, servirebbe anche che i libri se li procacciassero, no? Ecco, ci sono dei libri a mio avviso respingenti, no? E altri che non aspettano se non l'abbraccio coi lettori, ci vogliono libri accattivanti e lettori di buona volontà. Ok. Okay. E secondo
questi giorni l'uscita del suo ultimo libro edito. È un diario, ma poi anche una specie di romanzo sulla città, e ho avvertito la vertigine di uno che si era formato avendo avuto incontri cruciali, avendo fatto tutte le letture più importanti, e da allora non ci siamo mollati, come ho detto, anche se ci siamo visti magari poco, però sempre tenuti d'occhio. Poi ci fu un'altra occasione, la presentazione del suo romanzo Il trono vuoto con Gioacchino Lanza. Ecco, lì poi ho avuto la certezza assoluta che non potevo perderlo di vista. Quando gli ho mandato le prime domande, io quando ho letto la seconda risposta ho detto: questo libro sta da fare, perché poi tu sai, fai un carotaggio, vediamo che c'è fuori, potrebbe apportire lì la cosa. Quando ho letto la seconda risposta di Roberto, che racconta di lui che spiava la madre mentre leggeva, lì davvero si è aperto uno scenario che incrocia non solo la sua biografia, ma poi incrocia anche qualcosa di più ampio. Una macchia d'olio è diventata questa intervista, no? Un desiderio pubblico, perché il pubblico questa cosa qui piano piano come nasce. Ci sono dei turisti, comunque voglio segnalare che quest'anno ci sono stati dei film che hanno cominciato, non c'è da mano che ce lo potrebbe testimoniare, ma che hanno cominciato un nuovo regrettore. C'è un autore per il quale tu scrivi un film, quindi che ti stimola. Non è quello che tu hai scritto il film, dici io faccio fare questo o quello, no, è quello per cui tu lo scrivi, perché ti stimola sapere che è lui che lo farà. E con Moni anche là, l'essere fatti forse tutti e due, io vi dico sempre che un siciliano e un ebreo hanno in comune il fatto per vedere le dame galanti di Brantôme, ho letto proprio per dirti. Poi un'altra volta arrivava con un libro di Savinio, era tutto così. Poc'anzi parlavamo degli snodi fondamentali della tua carriera. Uno di questi è sicuramente, non è il primo film, ma il primo film di finzione, che è Il manoscritto del principe, appunto, dedicato agli ultimi anni di vita di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e quindi alla creazione del Gattopardo, un po' come avviene qui. Tutto questo è diventato una sedimentazione del suo immaginario, per cui parlare con Roberto Di Sciascia significa scoprire l'altra faccia. Però le prime fantasticherie le ho fatte proprio leggendo Leonardo, perché il fatto che si occupasse del luogo in cui io vivevo e quindi mi permetteva di fare i conti con qualche cosa che ancora io non mettevo fuori bene, comunque c'è. Mi ha messo su. Soprattutto in un'età precoce, e ho letto tantissimo, cioè nel momento dei ricorsi che e sicuramente Questa sera è qui con noi. Quanta simpatia che c'è qui. a darti intanto un riconoscimento che è un rapporto reciproco. Se un maestro ti sceglie vuol dire che c'è qualcosa